Ci sono intere regioni dell'isola dove la pastorizia è quasi l'unica risorsa, certo la più importante. Essere pastori non significa soltanto accudire al gregge e vivere di quel poco che esso può offrire. Vuol dire essere immersi in ogni giorno dell'anno in un'assurda preistoria. La proiezione di questo episodio, tratto dal lungometraggio di Fiorenzo Serra, L'ultimo pugno di terra, per gentile concessione dell'autore, è stato presentato dalla società umanitaria Cineteca Sarda nel corso di una manifestazione culturale dedicata alla transumanza, organizzata dall'Associazione Sabboju e dall'amministrazione comunale di Olbia, in collaborazione con la Federazione Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Agricoltori. La manifestazione si è svolta nel santuario di San Tommaso a Berchiddeddu, un luogo di straordinaria suggestione non solo per la sua bellezza, ma anche per la vita della sua gente, scandita dai tempi, dai ritmi e dai suoni di un'unica regina, la natura. In questa valle le storie di transumanza sono radicate da sempre e lo ha efficacemente ricordato il parroco Don Ruiu. È stato lui ad aprire la manifestazione con la messa in limba e una delle sue ormai celebri poesie. I relatori del convegno, Bacchisio Bandinu e Umberto Cocco, hanno raccontato e svelato piccoli e grandi fatti legati alla transumanza, che è anche un brandello di storia comune a tutti i popoli. In Sardegna un pastore, il suo gregge e 5 oggetti essenziali per la vita quotidiana si mettevano in movimento ed era la transumanza, una drammatica realtà intorno alla quale ruotava l'universo pastorale, autosufficiente nella sua essenzialità. Quei 5 oggetti che il pastore sardo si portava appresso, così rudimentali e poveri di tecnologia, hanno anche accompagnato le sue transumanze oltre il mare e la sua nuova vita per altri pascoli su altre terre, in Toscana, nel Lazio, in Umbria. In Sardegna dalla transumanza dei pastori dipendeva la sopravvivenza degli animali e degli uomini. Dai monti alle marine i pastori transumanti sfuggivano il freddo e la fame e andavano verso un clima più mite, pascoli non bruciati dal gelo e quindi la vita, data dalla terra, una terra che i pastori considerano in modo diverso dai contadini. Sentiamo Bacchisio Bandino. Sì, è differente la concezione della terra che ha il pastore da questo del contadino. Il contadino ara la terra e solca, quindi c'è anche proprio un rapporto sessuale tra il vomere e la terra che viene inseminata. Invece il pastore non ha questa concezione materna della terra, ha una concezione della terra vergine. La frase sarda è terra ignota, cioè ignota, non conosciuta, terra innida, non pascolata. Ed è una concezione appunto che lo porta allo spostamento, alla transumanza, dove c'è l'erba il pastore si reca. Ma per il pastore quello che incide appunto non è la mano dell'uomo ma il tempo. Sì, il rapporto col tempo del pastore è, come dire, più disarmato rispetto a quello del contadino, proprio perché non interviene nella conduzione del terreno. Il pastore attende il tempo, che è enigmatico, cioè ha un volto ambivalente, potete essere tempur vonu o tempus malu, annata vona o annata male. Certo, questo vale anche per il contadino, ma in forma meno determinante. Per il pastore è importante questo rapporto del tempo legato alla pioggia, legato al sole. Non c'è un suo operare all'interno della terra per trasformarla, per costringerla a un suo proprio tempo, diciamo. Quindi nella transumanza lui insegue il tempo? Nella transumanza insegue il tempo nel suo rapporto con la terra. Ecco, in marina, in piana, in pianura va tempur vonu, si verru, cioè c'è tempo buono nell'inverno. E come tale questo tempo va inseguito e il rapporto è sempre un rapporto col tempo, hai detto bene, insomma. Il giornalista Umberto Cocco nella sua relazione ha ribadito l'importanza di riscoprire e valorizzare i sentieri della transumanza, che in Sardegna era praticata già nel Medioevo. I servipastori che dai monti scendevano verso le pianure della Gallura dovevano fare i conti con l'umanità dispersa negli stazi, poco disposta ad accettare l'occupazione delle terre da parte dei montagnini. Erano trasferimenti tumultuosi e non certo indolori, spesso caratterizzati da incursioni, razzie e una forte conflittualità tra pastori transumanti e la gente degli stazi. Uno scontro antico e sempre ripetuto tra nomadismo e sedentarietà, un contrasto drammatico che nel caso della Sardegna non ha mai avuto un alone romantico. Nasceva dalla lotta per la sopravvivenza e dalla grande adattabilità dei pastori transumanti, frugali e capaci di sfruttare al massimo le pochissime risorse di cui disponevano. Umberto Cocco ha ricordato quanto il nomadismo dei pastori sardi fosse distante dalla smania di dormire ogni notte in un letto diverso, come scriveva il Petrarca, e come fosse lontano da quel che Baudelaire chiamava l'orrore del domicilio.
I collegamenti tra i pastori e le loro famiglie sono stati poi facilitati grazie al servizio del postale. Le comunicazioni urgenti, i pasti caldi e i messaggi più svariati erano affidati al fattorino del postale. Persone e luoghi fisici della transumanza, sentieri da riscoprire e valorizzare per la loro essenzialità, diversa e lontana da ogni epica. Ma è un rapporto di disaffezione quello che intercorre tra il pastore e la terra? Ecco, non è che non si affezioni, perché ne conosci i momenti di aridità, i momenti di sofferenza di questa terra, ne conosci i momenti stupendi. Per esempio adesso nel mese di aprile per il pastore di Budusò, di Bitti, di Alà, la terra è al meglio delle sue possibilità. Ecco, forse nel mese di aprile acquista qualche dimensione, come dire, materna, produttiva. Casa tanca este prena d'erba, è piena d'erba. Allora in quel momento è che viene rassomigliata alla donna che produce, alla donna piena di grazia, alla donna impossa. C'è questa relazione tra Saemina impossa e Isaterra impossa. Impossa vuol dire impotenza, cioè potente, piena di grazia. L'esistenza del pastore è fatta di stenti e di solitudine. Nel cimento quotidiano con la vita, egli non registra che esperienze negative. La sua solitudine perciò non è soltanto un fatto fisico, ma più ancora una sorta di muro interiore, una fissità psicologica che gli impedisce di credere alla possibilità di cambiare esistenza. Ed egli vive così, giorno dopo giorno, fuori del tempo, quasi nella preistoria.